promosso l'anno scorso a Milano, di preciso a Vimodrone, e la prossima settimana saremo ospiti anche a Bergamo. Musica oltre le barriere è il titolo del progetto che da qualche anno porta avanti con Antonio e Alessandra, che sono due ragazzi straordinari oltre che grandi amici. L'idea nata un po'... L'idea nata inizialmente per gioco nasce da una convinzione semplice ma potente, che la musica è un linguaggio universale, che non conosce barriere, che non conosce limiti, e quindi è una forma d'arte accessibile a chiunque, anche a chi convive con delle disabilità. Nel nostro progetto la musica è uno strumento di espressione, di libertà, di inclusione, un viaggio verso la scoperta, la passione e la creatività. E sapete qual è la cosa più bella? Che ogni giorno lavorando con loro mi rendo conto che sono io a imparare da loro. Cioè mi insegnano la pazienza, la determinazione, la gioia di fare musica per il semplice gusto di farla. Quindi per me non è solo un progetto, è un'esperienza umana, è un modo di ascoltare, di comunicare, di stare insieme. È la dimostrazione che quando la musica suona le differenze si sciolgono, non esistono, perché la musica non guarda chi sei, ma che cosa hai da dire. E credetemi che loro hanno tanto da dirci. Grazie a tutti.